E ti prometto, amore, che non sarò per te né una donna né un uomo, e tantomeno un ruolo né un gioco di società. All'inizio del 1958 un giovanotto è salito sul palco del festival, giacchetta bianca smilzendita come usava allora, baffetti sfrontati alla Caleb Gable, occhi appuntiti di chi ha voglia di arrivare. Ha spalancato le braccia, ha urlato volare e ha dato un'accelerata alla canzone italiana. Lui ha sparpagliato le carte. Tutto è venuto di seguito. Le parole hanno cominciato a scorrere, le stesse dell'inizio. Prima c'era Lucia, ora Anna, Francesca, Margherita. E non solo donne, alcune bambole che girano. Non solo donne, altre amiche, anche se, come sempre, una donna per amica è un disastro di cui maledirsi. Ma sempre donne, alcune in cerca di guai. E uomini che parlano di quello che di solito loro, le donne, non dicono. In quella Genova, che era la Genova della metà degli anni 50, il destino si era divertito a mettere insieme questi tre geni nello stesso gruppo, i famosi quattro amici al bar. Questi quattro amici al bar non erano quattro amici qualunque, erano dal Tinco Luigi, dal Paoligino, dal di Andrea Fabrizio e Villaggio Paolo, il quale non ha fatto, come poi scrivono nel testo, non ha fatto il musicista, ma ha fatto il comico. Però insomma il destino si era divertito a mettere insieme questi quattro amici che erano quattro geni. E Bagnasco vi raccontava di questa divergenza di Tenco che abitava nei quartieri poveri di Genova, mentre gli altri tre erano figli di ricchi. Ai tempi ancora si diceva ricchi e poveri, ora non si dice più. Però gli altri era un periodo nel quale per motivi politici, forse per motivi sociali, si vergognavano di essere figli di genitori ricchi. E Tenco, che era un bastardone, bisogna dirlo, gliela faceva pagare, gliela faceva scontare. Per cui ogni sera, tornando da suonare nel localino in cui suonavano jazz, li portava alla stazione di Genova Principe, che è la stazione ricca di Genova, e che è separata dalla stazione povera di Genova, che è Brignole, da 1 chilometro di tunnel. E Tenco diceva: non vi preoccupate, io vado a casa di là, voi andate pure. E attraversava questo tunnel, che era il tunnel dei Rapidi, a piedi, in equilibrio sul binario, suonando il sassofono. Per vedesse morire, cioè. Era un gioco di sfida alla vita, alla morte. Hey, the shark bites pretty teeth dear, and it shows them pearly white, just a jackknife has McKeith dear, and he keeps it way out of sight. When the shark bites. Questa volta qui a Macerata come ospite, cosa ne pensa di questa manifestazione? Beh, bello, è tutto ciò che è un fermento, secondo me, intellettuale, di fantasia, di voglia di fare, di capire, secondo me è bello. Perfetto. Crede che per gli artisti italiani cantanti sia una valida proposta? Beh, io credo proprio di sì, sì. Mi sembra che sia una cosa di livello, quindi sì, sicuramente. Grazie mille. Never a trace of red on a sidewalk one Sunday morning lies a body woods in life. Someone is sneaking around the corner. Could that someone perchance be Mac the Knife on a tugboat by a river going slow? Allude a qualcosa del genere quando scrive: la morte nient'altro che la nostra attenzione sottratta all'immortalità. Slava Szymborska è ancora più esplicita: non c'è vita che almeno per un attimo non sia stata immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia di una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. La mia conclusione è che l'epitafio da mettere tra le due date, il laborioso epitafio per chiunque di noi, potrebbe essere intanto ho vissuto. Io la ricordo soprattutto dalle letture scolastiche e mi ricordo che lei è stata presente sempre nelle letture scolastiche e io mi ricordo il primo volume, cioè è una cosa comunque
comunque assolutamente valida far leggere le poesie ai ragazzi nelle scuole e farle imparare la memoria, perché poi se sono scelte bene, forse a volte sono le uniche parole valide che ci accompagnano. Noi abbiamo sempre avuto in mente una delle poesie, che è forse una delle meno citate, però è Elegia su Ludwika Wawrzyńska, quell'insegnante che ha salvato una ragazza dall'incendio ed è morta lei stessa. E lì ci sono, per esempio, c'è la parola, c'è questa definizione, tanto sappiamo di noi quando siamo stati provati, per esempio, cosa che ci ha accompagnato per... Could that someone perchance be Mac the Knife on a tugboat by a river going slow? A cement bag is dropping down, and the seaman, just for its weight, dear, I bet you Mackie Messer he is back in town. Oh, Sugar Tawdry and Jenny Diver, Polly Beecham and Miss Lucy Brown, they split the scene, babe, with so much feeling, 'cause Maggie Messer, he is back in town. Oh, my man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out a huge amount of cash. And my kid stands just like a sailor. I bet you Maggie Messer, that bad man Maggie Messer, you better lock your door, 'cause Maggie's back in town. Amedeo Ariano, Tommaso Scanapieco, Andrea Rea. Grazie.